È necessario che la programmazione sanitaria investa non solo nelle strutture di assistenza e di cura, ma investe in maniera forte sulla ricerca. È necessario al fine di scoprire, trovare nuovi farmaci, nuove cure che possono in qualche modo anticipare la malattia e dare quindi un senso di vita a chi quella malattia la contrae. Oggi è stato presentato questo libro da parte del sindaco di Romano Iserino, che ha vissuto un'esperienza professionale della malattia della madre, una malattia che l'ha coinvolta a 52 anni, quindi un'età giovanile, e credo che il titolo del libro, che è Non ti scordare di me, rappresenta proprio l'insieme di quello che abbiamo detto, ovvero non scordarsi mai della malattia, di quello che può essere, e su questo trovare i giusti finanziamenti, il giusto investimento, la giusta programmazione affinché in ambito regionale si investa nella ricerca e in questo caso l'Alzheimer. Penso al CRIC di Padova, ovvero si investa su quello che sono le strutture che la Regione ha e che possono dare soluzioni, possono dare speranza. Il titolo è Non ti scordare di me, parliamo io e te mamma. È un libro che parla della vita che abbiamo vissuto con mia mamma nel momento in cui appunto abbiamo scoperto che all'età di 52 anni aveva l'Alzheimer. Da quell'età è iniziato il nostro percorso di vita insieme a lei, della nostra famiglia, e è iniziato quel momento di sofferenza che purtroppo abbiamo dovuto vivere, ma che vogliamo trasformare anche in speranza e in aiuto per sensibilizzare e appunto star vicini a chi oggi questa malattia la sta vivendo. Questa è una struttura nata più di 25 anni fa, specificamente dedicata alla comprensione delle ragioni che portano le persone ad avere un declino cognitivo progressivo e una demenza. In particolare la malattia di Alzheimer è la forma più comune di queste problematiche e quindi è assurta un po' come simbolo, insomma, di tutte le altre malattie, ma ce ne sono diverse. Ha avuto un atteggiamento particolare, invece di essere una forma specialistica solo neurologica, ha voluto includere vari specialisti come geriatri, psichiatri, psicologi nell'affrontare la malattia, quindi si è occupata sia di ricerca che di clinica per cercare di aiutare i pazienti e le famiglie. Ci spieghi l'iniziativa di illuminare di viola Palazzo Ferrofini il 21 settembre in occasione della giornata dell'Alzheimer. Sembrava bello come gesto, come segnale appunto quello di dare colore viola, che è il colore di questa occasione, insomma, dell'Alzheimer, il Palazzo Ferrofini, proprio per sensibilizzare questa malattia nei confronti appunto dei veneti e di quello che oggi è nella nostra regione comunque una malattia molto sentita.